Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera, lasciando i tifosi azzurri in massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato Napoli, portando informazioni calde. Direttamente dai retroscena, con quel tocco esclusivo che trovi solo qui. Come sempre, la nostra missione è tenerti informato su tutto ciò che accade dietro le decisioni del club. Quindi lascia il like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché questa rivelazione promette di generare molta discussione. Sky Sport ha divulgato informazioni che dettagliano il vero desiderio di Antonio Conte durante il mercato della scorsa stagione, e ciò che è emerso ha sorpreso molti tifosi. Sebbene il Napoli abbia speso in modo importante, movimentando circa 200 milioni di euro tra entrate e uscite, ora è chiaro che non tutto è andato esattamente come il tecnico sognava. Il club ha lavorato in modo virtuoso, equilibrando il bilancio e portando nomi importanti, come Kevin De Bruyne, sostituendo Lukaku con il giovane Jlund. Ma dal punto di vista tecnico, l'allenatore aveva preferenze molto specifiche, e alcune di queste non si sono concretizzate. Secondo l'emittente, il Napoli non ha affrontato il mercato chiedendo: Conte, chi vuoi? Ma piuttosto, dentro questa fascia di prezzo e nel profilo economico del club, chi possiamo portare? Un dettaglio che cambia completamente la dinamica del potere. Il tecnico non ha avuto carta bianca, ha avuto una lista ridotta. E questo, naturalmente, ha portato all'arrivo di alcuni nomi considerati quarta scelta. Nei retroscena, ora sappiamo che Conte desiderava 2 nomi per il ruolo di centravanti prima di Lorenzo Lucca. Darwin Núñez e Moise Kean. Giocatori con mobilità, potenza fisica e capacità di pressare l'uscita della palla. Caratteristiche tipiche del sistema di Conte. Quando Lukaku è arrivato, l'allenatore ne è stato soddisfatto, ma non era la sua prima scelta. Per lui, il vero obiettivo in quella sessione era Viktor Gyökeres, la rivelazione dello Sporting. Tuttavia, un ostacolo ha bloccato la trattativa, 30 milioni di euro. Un prezzo considerato troppo alto dalla dirigenza. Risultato, lo svedese è rimasto in Portogallo e continua a brillare. Sulle fasce, la lista delle priorità rivela differenze ancora più marcate. Conte voleva Ademola Lookman dell'Atalanta, un esterno aggressivo, verticale, abituato al calcio italiano. Poi è emersa l'alternativa Dandoye, che l'allenatore ammirava per versatilità e intensità tattica. Ma alla fine è arrivato Noah Lang, che, nonostante il talento, non era il nome principale nelle preferenze del tecnico. Curiosamente, continua a fare fatica a trovare spazio nel gioco. Lo scenario tracciato da Sky è chiaro: il Napoli, a livello amministrativo, ha fatto un mercato strategico e finanziariamente sostenibile. Ma tecnicamente, Conte non ha ricevuto i suoi obiettivi ideali. E questo aiuta a spiegare perché alcune pedine sembrano inserirsi lentamente e perché certi reparti non funzionano ancora come dovrebbero. Il tecnico è esigente, lavora con caratteristiche specifiche, intensità e mentalità vincente. Quando la rosa non risponde, la frizione appare. Questa informazione riaccende la discussione sull'autonomia tecnica. Il Napoli dovrebbe forse essere più flessibile nella sua politica di investimenti per soddisfare il tecnico? Oppure la filosofia gestionale di Aurelio De Laurentiis, prudente, economica e razionale, deve prevalere? Tra la passione del calcio e il peso delle finanze, la battaglia interna continua. E ora, tifoso azzurro, vogliamo sentire te. Conte aveva ragione nel chiedere questi nomi? Gyökeres avrebbe cambiato il corso della stagione? Lang merita più chance, o è il momento di pensare ad un'altra soluzione? Commenta qui sotto, la tua opinione è parte essenziale di questo dibattito. E ovviamente, se ami stare dentro i retroscena e vuoi supportare il nostro lavoro con queste analisi dettagliate, lascia un super thanks che fa davvero la differenza. Forza Napoli sempre!